Ben ritrovati al Notice di Antenna 3. Vediamo subito insieme gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Sono ormai immancabili le castagnate, i mercatini e gli intrattenimenti della Festa della Castagna giunta alla sua 23esima edizione. Domenica 3 novembre al Parco della Birreria Pedavena e in piazza Pedavena ci sarà infatti il mercatino e si potranno anche degustare le caldarroste fin dalle 10 del mattino. Non mancherà poi l'intrattenimento musicale a partire dalle 15 con Sabrina Silvestrin e la sua fisarmonica. Domenica 3 novembre alle ore 10 presso la sala consigliare del Palazzo Municipale di Portogruaro l'Università della Terza Età del Portogruarese organizza Un uomo, un ponte. Come fu che grazie al tenente Julius Raab il ponte di Sant'Andrea non fu distrutto dagli austro-ungarici in fuga nel 1918. Un interessante incontro che vedrà anche la partecipazione degli esperti del terzo reggimento guastatori di Udine. Nel 1963 nacque il mito Lamborghini. Dopo aver raccolto successi e miliardi fabbricando trattori, l'industriale Ferruccio Lamborghini decise di puntare al settore delle auto sportive, lanciando così la sfida al cavallino rampante. Come simbolo fu adottato il toro, richiamato poi in tutti i principali modelli della casa bolognese. Cercate di essere ottimisti, c'è sempre tempo per mettersi a piangere. Marlene Dietrich. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Creazzo, in provincia di Vicenza. Un territorio con splendide colline, in pianura degna di nota è l'architettura religiosa della chiesa parrocchiale, un'antica pieve innalzata nei primi secoli del Medioevo in onore di San Cipriano. Le colline di Creazzo sono rinomate poi per la produzione a fine estate di fichi piccoli e gustosi e nella stagione invernale invece del broccolo fiolaro. Bene, dal Notice di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.